Sesta corsa, la penultima del convegno dall'Arcoveggio di Bologna. Sono in 10 al via, 1 Zar Parlante, 2 Abramo Petral, 3 Boltier, 4 Aloha GT, 5 Azzurra Pisana, 6 Artes MJ, 7 Guian de Liton, 8 Aragonnal, 9 Artù del Brenta, 11 Zeman Bini. Autostart che entra in dirittura, si ritrae Azzurra Pisana. Problemi per Artes MJ, Aloha GT al comando nei confronti di Zar Parlante. All'esterno cerca di ingambarsi Azzurra Pisana per andare sulla testa della corsa, con Aloha GT che imbocca la prima curva in vantaggio nei confronti di Zar Parlante. Azzurra Pisana che insiste e tende a passare al comando. Dopo 200 metri di corsa riesce a sfilare in testa Vincenzo Castiglia. 15-1 per i primi 200 metri, Azzurra Pisana in vantaggio nei confronti di Aloha GT, poi Zar Parlante, Guian de Liton, ancora numero 11 Zeman Aragonnal a precedere Abramo Petral, mentre più indietro ci sono Artes MJ e Artù del Brenta. I primi 400 passati in 29,6 da Azzurra Pisana che viene al completamento dei 600 passati in 44,7 davanti alle tribune. Azzurra Pisana sgrana il gruppo mantenendo un ritmo più che buono. Aloha GT si incolla alla sua schiena, poi Zar Parlante a precedere Guian de Liton che sposta all'esterno, ancora Aragonnal, numero 2 Artes Abramo MJ e Artù del Brenta che Petral provano a squalificato. ricongiungersi. Si va verso il chilometro con in vantaggio Azzurra Pisana, Aloha GT seconda alla corda, Zar Parlante terzo, Guian de Liton che prova la risalita all'esterno. Cambia marcia ora Azzurra Pisana che imboccare la dritta prende un paio di lunghezze nei confronti di Aloha GT che però si rifà sotto. Guian de Liton che sul passo si riavvicina alla battistrada, quale quando imbocca la curva trova qualche problemino di meccanica. Guian de Liton appariglia completamente Azzurra Pisana e continua ad attaccare. Aloha GT è chiusa seconda alla corda, Aragonnal in seconda pariglia avanti a Zar Parlante, in 5 a giocarsi la vittoria con Azzurra Pisana in vantaggio. Guian de Liton che attacca al largo, la curva passata in 15,9, sono fermi. Aloha GT prova a imboccare l'open stretch, passa Guian de Liton, attacca al largo Aragonnal, Guian de Liton in vantaggio, Aragonnal che attacca, Aragonnal che passa e vince nei confronti di Guian de Liton. Poi Aloha GT, Azzurra Pisana, Zar Parlante, finisce forte ma tardi Artù del Brenta solo per il sesto. Il successo di Aragonnal, Antonio Di Nardo che porta a casa il quick double dopo Sherigal, il training di Lamberto Barbieri, colori del signor Alfonso Ferrante. Il successo per il numero 8 Aragonnal in percorso in pariglia alle spalle dell'attaccante Guian de Liton che aveva debellato le resistenze di Azzurra Pisana, ha dovuto però inchinarsi in arrivo.